20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta su Antenna 3. Oggi abbiamo deciso di dedicare questo spazio a un argomento fondamentale, tra l'altro per la nostra regione, in particolar modo per la Marca, perché di questo stiamo parlando. L'abbiamo raccontato sia ieri che oggi nei nostri telegiornali, questo retroscena che fa arrabbiare in particolar modo gli imprenditori, un titolo che oggi disturberà l'assessore Camolei. La politica litiga, gli imprenditori aspettano. Buonasera, ben trovato l'assessore Paolo Camolei. Buonasera. Che segue tra gli altri anche il turismo a Treviso per il comune. Buonasera, e saluto anche, ringrazio Renato Salvadori, presidente Ascom Confcommercio Treviso. Ben trovato. Grazie, buonasera a lei e ai telespettatori. Le va bene giusto questo titolo così o no? La politica litiga, gli imprenditori aspettano. Beh, dice la verità, ahimè, sì? in questo paese è una costante, quindi perché ci stupiamo che accada anche a Treviso. Cosa sta succedendo a Treviso? Cioè, ci aiuta a capire, secondo il vostro punto di vista. Ieri abbiamo raccolto lo sfogo del presidente di Federalberghi, che dice qui si deve creare questa OGD, questa cabina di regia secondo una legge, però la politica non si mette d'accordo e intanto noi rischiamo di perdere dei fondamentali finanziamenti dall'Europa. È così? Dico bene? Succede una roba molto semplice. Dal 2007 ad oggi abbiamo perso circa un quarto della potenzialità industriale in questo paese e quindi stiamo tutti cercando delle alternative, prodotti nuovi. Noi stiamo puntando in provincia di Treviso, ormai è un refrain che viene utilizzato da tutti, sul cosiddetto prodotto turistico. Su questo la Regione, piaccia o non piaccia, ha fatto una norma che è quella dell'OGD e ha collegato questa norma alla possibilità da parte degli imprenditori, il che significa da parte del territorio in termini di ricadute economiche, di poter accedere alle contribuzioni europee. Come posso dire, litigio, una diversità di vedute, poi ce lo spiegherà l'assessore Camolei, fra uno schieramento e l'altro, fa sì che sia tutto bloccato e quindi quegli stessi imprenditori, no? Insomma, mi pare che sia una partita tutta interna al pubblico e specificatamente alle amministrazioni comunali. Per cui se le amministrazioni comunali non danno luogo all'ODG e quindi alla cabina di regia, le imprese che potrebbero avere titolo ad accedere ai fondi europei di fatto vengono bloccate. Oggi è il 28 giugno, è vero che scade questo bando il 15 luglio? 2 settimane. 2 settimane. Ma ce la farebbero? Trovassero l'accordo questa sera, ce la farebbero? Questo non lo so, la domanda andrebbe posta in altri termini. Perché se ci sono 600 milioni di euro a disposizione a livello regionale, parti dei quali destinati a questa roba, abbiamo atteso tutti questi mesi alla ricerca di un equilibrio? Sono 600 milioni possibili solo per Treviso. Esattamente, possiamo permetterci di non catturarli e quindi di utilizzarli? Questa è una domanda che va posta sul tavolo e che deve trovare una risposta. Adesso la giriamo all'assessore, non ci sono gli altri attori, in particolar modo il presidente della provincia Marcon non poteva, ma che si è scagliato contro di lei duramente ieri, ho visto con un comunicato pesante. Non c'è l'assessore Caner, che però lei ha incontrato questa mattina presentando l'Home Festival. Che vi siete detti a proposito? Poi rispondiamo alla domanda di Salvador. Allora, io partirei un attimo, se mi permette, del titolo, perché sono qui in veste di assessore, ma di professione farei l'imprenditore e anche nel settore turistico, oltretutto, non nella provincia di Treviso. Quindi diciamo da imprenditore, cosa dice la politica allora? Perché... Dico alla politica: fai presto ma fai bene, perché fare presto, fare male, finiamo che poi facciamo quelle che vengono chiamate azzarghi. Devo cercare di trovare un termine un po' adatto per identificare quelle confusioni che degenerano e che creano più ancora confusione. È quello che probabilmente, secondo quello che io adesso vi racconterò, mi dispiace che non ci sia il presidente della provincia, perché è proprio parte in causa fondante, ma non tanto per la sciocchezza, che poi vedremo anche quella relativa se io so la geografia o se io non so la geografia. Io non so in che scuola abbia studiato lui, perché oggettivamente la geografia, a me quando ero piccolo, me lo ricordo, mi sembrava non mi insegnassero i confini di Macerata, mi insegnavano altre cose, però mi hanno insegnato a leggere. Perché è fondamentale questa cosa dei confini? Perché lui l'ha spiegata nel comunicato, attaccandola, perché una dicendole di delle andare a studiare. norme fondamentali, delle norme delle richieste dalla regione è la contiguità territoriale dei comuni partecipanti a. Quindi se Macerata non confina con Ponte di Piave,
l'OGD con alcuni comuni non può essere questa fatta. cabina di regia per ottenere i finanziamenti del Non è la turismo, cabina di regia, diciamo, la cabina di regia ne parleremo dopo. Qui proprio non può partecipare alla OGD. Però, siccome, come le dico, non mi hanno insegnato la geografia, ma mi hanno insegnato a leggere, io non ho detto al Presidente della provincia che ho ragione io. Io ho detto, caro Presidente, io ti porto, ve le ho portate qui perché sono stanco di gente che parla, ma poi in realtà quando gli chiedi le cose non te le fa vedere. Allora, questo è Comuni Italiani. Mi dice quali sono i confini di Macerata del Piave, per cortesia. Allora, confini, questo è scaricato da comuniitaliani.it. Yes. Confini di Macerata sul Piave, quindi stiamo parlando al Presidente Marcon, domani sentiremo anche lui che cosa dice. Comuni di prima corona, cioè immediatamente confinanti, sono Breda di Piave, Carbonera, Cima d'Olmo, Ormelle, Spresiano. C'è scritto Ponte di Piave? No. Porca miseria. Ma neanche nella parte di Saletto che lui dice storicamente? Storicamente, se parliamo dell'era paleolitica non me la ricordo. Però, perdonate, mentre l'assessore Camolei e l'assente presidente della provincia discutono sulla geografia locale, il tema vero è un altro. In provincia di Treviso spendono 40 milioni di euro, ci sono 95 comuni e stiamo discutendo di uno. No, io non parlo di ciò che fanno loro, dico ciò che abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto un lavoro certosino di ricongiunzione territoriale, rimettendo insieme, escluso uno, tutti gli altri. Questi 40 milioni di euro. Li vogliamo o non li vogliamo? Le dice allora, però Camolei le replica. Presidente, ecco. Perché devi illudere la categoria? Sono impugnabili se la sostanza non è regolare. Saranno impugnabili per il comune di Ponte di Piave. Anche tu la politica così. Saranno impugnabili per il comune di Ponte di Piave. Per la sostanza fa parte del regolamento dell'OGD, altrimenti salta l'OGD come principio e facciamo la politica dei politicanti. E invece noi vorremmo fare la politica seria. E torniamo indietro. Da quanti mesi siamo in piedi Poi con questa roba? Perché non avete trovato una soluzione? Da quanti anni? Perché l'hanno creata 2 anni fa, andiamo da quanti mesi e non c'era arrivato nessuno. Questo è l'ICT, idem con patate, quelli verdi sono gli codi. Comunque non c'è. La cosa che noi chiedevamo a lui, e questa è una risposta, poi parliamo di sostanza, questa è una risposta tanto alle sciocchezzuole messe sui giornali, perché non ci fa vedere il mitico Presidente, visto che lui sa dell'era paleolitica, quale è un documento scritto? E da lì è nata questa bega. Gente parla e gente porta la sostanza. Tornando a quanto dice il Presidente, noi eravamo arrivati in un'assemblea con grandi difficoltà, Presidente, perché se ti leggo il regolamento, cosa che avreste dovuto leggere un po' tutti quanti, che regola l'OGD, ci sono tutta una serie di situazioni che non corrispondono a quello che oggi è la sostanza. Ti faccio alcuni esempi, tanto perché capiscano anche gli ascoltatori, altrimenti non ce la facciamo. Quella dei comuni vicini, confinanti. Questo può essere meno, non è un problema. Parliamo in sostanza. Il ruolo del Presidente della provincia, giusto? I comuni facenti parte dell'OGD si impegnano a, primo, questo è l'articolo 8 del regolamento, approvare entro il 31/12/2015 l'introduzione dell'imposta di soggiorno, sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale uguali regolamenti, ma c'è anche il punto C, D, E, F, che sono tutti impegni che i comuni per poter avere legittimità dovevano già aver esaurito, diciamo, già aver compiuto. È entrata una norma che ha incasinato tantissimo l'operatività e per la quale stavamo cercando di uscirne tutti a testa alta. Mi faccia capire una cosa, poi sentiamo con Salvadori, cioè qua molti comuni non hanno introdotto la tassa di soggiorno, non avrebbero neanche diritto di essere presenti e quindi nemmeno diritto di voto. Ecco, se non possono partecipare, quindi... Cioè parteciperebbero ma non avendo assolto a quelle esigenze imposte dal regolamento, io la chiamo cabina di regia del turismo perché sia chiaro magari a chi è a casa, poi voi sapete dal punto di vista tecnico. Se non fanno quelle possono partecipare ma non parlano. Non dovrebbero avere sicuramente nessun ruolo all'interno del A quel punto chi decide dove destinare questi fondi? Ma a seconda di quello che ha deciso l'altro giorno il Presidente della provincia, loro... Solo la provincia? No, solo la provincia. Decidono loro, nel senso che lui ha fatto votare tutti quanti e questo ha creato tutta una serie di discussioni sulla legittimità di tutto quanto. Senta, oggi come uscirne? Arriviamo alla sostanza, ecco. Queste sono beghe che volevano rappresentare dal mio punto di vista
l'impostazione che è stata sbagliata. Quando c'era il presidente Muraro queste cose non succedevano, anche perché c'era la provincia che era legittimata anche come ruolo. Oggi la provincia è anche delegittimata, cioè non ha più la competenza sul turismo. Gliel'ha tolta alla regione, non gliel'ha tolta a Camolei o il sindaco Manedo, è stato tirato dentro per niente con il comune di Treviso, l'ha tolta alla regione. Non hanno più nemmeno le persone che gli informano su come funziona la cosa, perché tutte le persone sono passate in regione e noi ci troviamo a parlare con gente che è arrivata. Siete legittimata perché deve essere così vincolante, cioè andate avanti, no? Perché era fra i soci fondatori, certo. Promotori, non possiamo non averla. Allora, io ho la sensazione che la partita che si gioca sia una partita molto più ampia. Lasciamo perdere gli schieramenti politici, perché in questo paese dove siamo sempre in campagna elettorale le questioni poi si complicano con le geometrie variabili. Ma il problema di fondo, quello più significativo, è che la tassa di soggiorno è una tassa di scopo. Cioè, ciascun visitatore che entra in un territorio paga un valore da 1 a 5 euro a seconda del numero di stelle del luogo dove va a dormire. Questi soldi vengono raccolti dal comune, il quale in percentuale sulla base di quel ragionamento dovrebbe destinarli ad investimenti turistici generali e per l'altra parte li trattiene con un utilizzo tasse di scopo a favore del turismo. Certo. Purtroppo si è inserita una sentenza del Consiglio di Stato che dice che anche la riparazione dei marciapiedi, piuttosto che il tappamento delle buche, piuttosto che qualsiasi altra roba, siccome mette in sicurezza, in ipotesi, mette in sicurezza i turisti, di fatto è utilizzabile per questo scopo. E quindi si è aperto all'interno dei comuni che hanno molta meno disponibilità di prima tutto un gioco legato all'alloccamento di queste risorse che non sono più destinate a ciò che io dicevo all'inizio, cioè alla ricerca del prodotto turistico che possa far crescere questa provincia pur in un momento di difficoltà del manifatturiero. Quindi il gioco vero è a dire come mi tengo questi soldi, una parte dei quali, il 10% del gettito peraltro, deve essere destinato alla famosa OGD, dentro la quale ci stanno dei comuni che hanno l'OGD, che hanno la tassa 15%. Perché fissata a suo tempo, e una serie di altri che hanno invece il fazzoletto per piangere perché non hanno mai fatto la tassa e la norma generale dice oggi non la puoi più mettere. Quindi come si mettono insieme questi due soggetti? C'è un problema legato agli schieramenti politici, c'è un problema legato a chi ha i fondi e a chi non li ha, c'è un problema che questi soggetti devono mettersi intorno ad un tavolo e ragionare sullo stesso piano, sulla base di che cosa? Di un interesse generale che è quello del territorio che rappresentano, cosa difficile perché essendoci un'elezione di seguito all'altra diventa tutto molto complicato. Il risultato finale di questa roba è che i privati, la Camera di Commercio, la Camera di Commercio che è la casa delle imprese, quando c'è stata quell'assemblea a cui faceva riferimento prima l'assessore, hanno trovato una soluzione di compromesso aumentando il numero di partecipanti in modo tale che la destra piave, la sinistra piave, i comuni grandi e quelli piccoli, quelli con fondi e quelli senza, fossero tutti rappresentati. Neppure questo è bastato. Quindi i 40 milioni rimangono sullo sfondo, l'accordo non c'è, delle imprese e degli imprenditori, lasciamo perdere gli imprenditori, ma delle imprese e della ricaduta economica di questo meccanismo, i fondi europei sul territorio, sembra non interessare nulla a nessuno. E questo è assolutamente pericoloso, grave e molto disdicevole. Interessa a tutti, anzi dal mio punto di vista soprattutto alle persone che hanno la tassa di soggiorno, perché sappiamo quanto è importante investire. A Treviso devo dirvi che comunque credo sia sotto la luce di tutti, l'ha investita molto bene in questi anni, perché credo che nessuno possa dire che Treviso non è cresciuta nel turismo, anzi cresciamo a doppia cifra di anno in anno, merito anche di tutte le grandi manifestazioni che abbiamo fatto. Voi come Confcommercio avete partecipato anche dandoci una grossa mano. 400.000 euro alla fine della fiera. Perfetto, quindi nulla da dire che la squadra vince, però attenzione, le regole sono regole, se c'è un semaforo rosso bisogna fermarsi, quantomeno per vedere che non arrivi qualcuno, altrimenti ci si fa male. Però anche in questo noi abbiamo fatto una proposta ancora già 15-20 giorni fa, anzi di più, la prima riunione è stata anche di più, e l'abbiamo messa anche per iscritto. Convochiamo un'assemblea
c'è lo spazio per convocare l'assemblea, c'è lo spazio per riprendere in mano la situazione. Quello che noi chiedevamo è una convocazione di un'assemblea. Ma chi guida in tutto questo? Allora, glielo leggo. Cioè, giusto per capire, chi decide? L'articolo 3 recita: Presidenza dell'ODG. L'OGD di Città d'Arte e Villa Veneto è presieduta dal Presidente della provincia di Treviso. Il Presidente convoca la prima seduta e l'Assemblea. Quindi è il Presidente della provincia che deve convocare l'Assemblea. E l'abbiamo scritto, gliel'abbiamo chiesto. In quell'Assemblea che cosa bisogna fare? Non bisogna altro che prendere atto che ci sono delle variazioni sostanziali su questo regolamento e proprio sostanziali anche nella logica operativa. Quello che diceva il Presidente, ci sono dei comuni che non hanno nemmeno fatto la domanda per la tassa, dei comuni che avrebbero la tassa ma non sono riusciti a fare i passaggi e di conseguenza non è operativa perché non sono riusciti a chiuderla nei tempi necessari. Quindi è impossibile? Perché ci vuole del tempo anche per fare questo percorso di... Ma quello che noi diciamo è questo: riconvoca l'Assemblea, chiediamo una proroga della durata dell'OGD, cosa fattibilissima, diamo mandato ai 3 soci promotori di ridisegnare questo, dando anche dei tempi, con delle regole ben chiare, ben precise su chi ha la tassa di soggiorno, su chi non ce l'ha, su chi ce l'avrà e poi... Ci fermiamo un minuto. Allora, avrete capito, è un argomento tecnico ma alla fine molto politico. È molto economico, riguarda tutta la collettività, esatto, molto economico. Tra poco cerchiamo di capire che cosa significherebbe ovviamente per gli imprenditori avere tutto questo e quali sono ancora i problemi sul tappeto. Tra poco. Allora, 20:10, quindi stiamo discutendo di turismo, di questo nodo politico, economico, abbiamo detto, legato alla cabina di regia, la torno a chiamare così, insomma, perché sia un po' chiaro e potabile a tutti quanti ci seguono. Una domanda flash: ragionando ieri, scrivendo i pezzi, ho collegato il fatto che Manildo sia felice dell'elezione di Sergio Giordani a Padova perché si torna a parlare della città metropolitana, della grande città metropolitana. Quindi può essere che dietro comunque a queste tensioni ci sia la gestione, per carità, come è a Venezia con Brugnaro, quindi sindaco di Venezia, della città metropolitana, della futuribile città metropolitana, e quindi la cosa più importante, tra le altre comunque più importante credo io, è il turismo, e quindi non deve essere gestito dalla presidenza della provincia, che è un organo delegittimato, come diceva lei, un po' svuotato dei suoi poteri, ma deve essere il comune più importante, quindi Treviso in futuro. Sta tutto lì il problema? No, assolutamente, questo è un problema nato prima dell'elezione di Giordani e fino a se stesso. Sì. È vero che una parte, perché attenzione, una cosa che non abbiamo mai detto è che prima di prendere questa posizione noi abbiamo riunito circa 15 e forse anche qualcuno di più comuni per capire se erano comuni importanti, ne cito alcuni, ma in modo particolare ne cito uno perché è collegato a Venezia, Mogliano, e abbiamo detto: ascolta, ma tu sei d'accordo con noi o sei d'accordo, cosa ne pensi? E tutti quanti hanno detto: andate avanti in questa linea perché è la linea giusta. Alcuni hanno minacciato, anche perché altrimenti a noi è più comodo attaccarci a un OGD di Venezia che non di Treviso. Quindi il concetto non è assolutamente quello. Quello che noi stiamo cercando è di mantenere all'interno del territorio comuni importanti come Mogliano. Mogliano è il terzo comune nella provincia come numero di tasse di soggiorno, se non mi vado errato, che non sia addirittura il secondo. Quindi non possiamo perdere risorse di quel tipo perché ci sono le beghe di questo genere. Il regolamento parla chiaro, rispettiamolo, facciamo un'assemblea. Quindi diciamo il Presidente Marcon deve convocare un'assemblea, quindi poi domani chiederemo appunto anche questa cosa per avere una sua replica e per in modo che possiate confrontarvi tutti. A cosa servirebbero questi fondi? Beh, servirebbero intanto a sprovincializzare Treviso, che è una roba importante. Mi ricollego alla domanda di prima. Io non so se nascerà mai la città metropolitana. Penso che Treviso, che è già una realtà consistente, per fare 200 e rotti mila abitanti, dovrebbe preoccuparsi di diventare oggettivamente la grande Treviso, perché se uno la guarda dall'alto, Treviso è una ciambella col buco, e il buco è il capoluogo, Treviso, perché è cresciuto intorno e quindi gli abitanti sono là e c'è la difficoltà di coordinamento. Uso le parole
dell'assessore Camolei. Si sono riuniti 15 comuni, uno dei quali molto importanti perché poi fa da cintura o da elastico rispetto a Venezia e Mogliano. Certo. Saranno probabilmente i 15 comuni del centro-sinistra, il che è legittimo e lo trovo lineare. No, c'era anche Villorba. Ma significa... Diciamo che da ieri ha un appoggio del PD. No, era prima. Significa che è partita una guerra per bande. Una guerra per bande. E quindi, come sempre, la regola di questo paese, che vale per l'individualità e non per la collettività, è ognuno per sé e Dio per tutti. A cosa servono questi soldi? Servono a ridare un minimo di ossigeno a un sistema, quello turistico, che ha bisogno di battere un colpo, perché oggi questo colpo non c'è. Servono a mettere a disposizione delle risorse per far sì che ci sia un ammodernamento delle strutture proiettato ad accogliere in questo territorio, che è unico per molti aspetti, con una maniera adeguata. Un esempio su tutti: l'80% del turismo di questa provincia è un turismo d'affari. Per trasformarlo in un turismo cosiddetto lieso, cioè di divertimento, occorrerebbero investimenti, l'assessore Camolei, che è un imprenditore del settore lo sa, di svariate decine, per non dire centinaia di migliaia di euro per struttura. Chi glieli dà? Nessuno. E se questo tipo di meccanismo, questo gap non viene colmato, evidentemente noi perdiamo nella competizione esterna, e questo è un problema vero, molto consistente, con il quale occorre misurarsi. L'altro tema che dimostra come la guerra per bande da un lato e la poca attenzione della politica ai problemi veri è quello legato all'abusivismo. Un dato su tutti, anzi due. 1183 strutture ricettive in provincia di Treviso, 1183 strutture ricettive su 870.000 abitanti. Già qui uno dovrebbe cominciare 160 sono alberghi, giusto? 160 sono alberghi e hanno più o meno il 50% di copertura. Gli altri 1000 e fischia sono robe che non si sa bene che cosa siano, robe che non si sa bene cosa siano, che comunque hanno un bollo dell'amministrazione locale di turno, che fanno l'altro 50% mal contato, un po' meno di capienza turistica. Ma il dato vero che dovrebbe preoccupare gli amministratori che poi che vivono di tassazione locale è che il tasso di occupazione delle camere a Treviso, ed è un tasso molto basso e preoccupa gli imprenditori, è di 4 camere su 10, cioè 10 camere a disposizione, 4 mediamente occupati in un anno. Quello che sta fuori, 160 sono gli albergatori, 1023 sono gli altri, ha un tasso di occupazione di 2 camere occupate su 10. Di cosa stiamo parlando? Poco. Chi ci mette il naso su questa roba? C'è abusivismo, non lo so, non lo voglio dire, ma i dati dicono che da una parte c'è un'occupazione bassa che economicamente non giustifica, e questa è una grossa preoccupazione per gli imprenditori. Dall'altra parte l'occupazione è la metà. Ci sarà qualcuno che va a guardare sta roba. Ecco, l'OGD serve anche a questo, perché nel momento in cui tu hai la tassa di soggiorno, hai una tracciatura delle presenze, e anche attraverso questo tipo di meccanismo, evidentemente qualcuno è autorizzato a guardare e a mettere il naso. Aspetta, assessore, arrivo subito a lei. Sì, chi si è preso un appartamentino in centro, ovviamente cosa che ha cambiato il mercato immobiliare anche, tra l'altro, quindi l'Airbnb, attraverso l'applicazione gestisci l'arrivo del turista, hai la tua casetta, gliela dai 50 euro, 35, 80, 100, quello che è a notte, lei dice lì c'è qualcosa che... O magari lo ospiti gratuitamente perché è un amico, tu hai 360 serate di amici che vengono a trovarti e quindi li ospiti, se arriva un amico che fai? L'assessore inciderebbe anche su questo? No, guardi, io sono assolutamente contrario al fatto che i comuni si mettano a fare la Guardia di Finanza. Se ci sono, e come probabilmente ha ragione il Presidente, ci sono delle anomalie, non si fa altro, e le associazioni di categoria dovrebbero avere questo compito di rivolgersi alla Guardia di Finanza e di dare dei dati che permettano delle cose, ma che il comune si metta a fare un lavoro di un altro ente, io sinceramente, voi sapete che noi potremmo addirittura sul recupero della parte fiscale non pagata dei cittadini averne una parte. Io mi sono sempre opposto perché non è il nostro lavoro. Io non so Treviso, ma fatto 100 i 95 comuni della provincia, credo che il 60 di questo 100 sia convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, fanno da segnalatori e portano a casa una percentuale. Guarda, quindi il giorno che io mi renderò conto che il comune di Treviso farà questo, io darò a Manildo le deleghe, mi ritirerò, perché io non trovo corretto assolutamente che sia il comune a
fare delle verifiche presso i propri cittadini, verifiche fiscali, altri tipi di solidamento. No, c'è non è una verifica fiscale, è una segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Che ha ben chiaro, ben preciso, ha delle capacità, un ente serio, quello di Treviso, fra le altre cose, veramente con personale anche molto in gamba, e a loro spetta fare questo. Se qualcuno ha delle idee o dei nominativi o qualcuno da suggerire, lo faccia, ma io almeno non lo ritengo. Mi permetto di tornare un secondo velocissimamente sul principio della politica. Io ho fatto politica, Renato lo sa meglio di me, ma penso un po' tutti quanti. Io ho smesso di fare politica perché ho deciso a una certa età di fare quello che mi piace di più e dedicarmi alla mia città e a tutto quello che interessa la mia città. Venire a dire a me che io, fra le altre cose, tutti sanno la mia storia, sono un uomo da tutte le parti tranne che di sinistra, non sono mai stato di sinistra, che divido la parte politica per una logica di interessi di bande, veramente Presidente, non è da me. No, non sto parlando, io proprio non sto parlando dell'assessore Camolei. Dico che il dato di fatto oggettivo è questo. No, invece io sottolineo che da parte nostra, almeno da parte nostra, non ho mai sentito, tanto che ti dico, alle riunioni abbiamo invitato Villorba quando Villorba era straleghista, perché secondo me doveva ragionare su un contorno, su un corollario. Tutti i comuni, diciamo, meno no, quelli più vicini a noi e quelli che in assemblea si sono trovati a discutere con la nostra logica. Alcune certamente, se penso a Vittorio Veneto è un comune cui è stato veramente, diciamo, in quell'assemblea massacrato da questi cambiamenti improvvisi senza logica di nessun tipo, e è un comune che ha una presidenza, che ha un sindaco di centrosinistra. Però vi dico, anche logiche come quella di Villorba non hanno, altri sono di liste civiche. Noi cercavamo di fare un ragionamento anche sul turismo, perché il turismo di Villorba oggettivamente a che cosa è legato? È legato alle iniziative del Comune di Treviso. Io non credo che Villorba abbia nulla da offrire, oltre che o qualcosa l'avrà, ma non certo da poter fare i numeri. La struttura ricettiva che c'è a Villorba prende la tassa di soggiorno, la può reimpiegare lì, ma perché le persone vanno a dormire a Villorba? Perché sono vicine a Treviso e si sfruttano, non è che abbiano una grande... Però io continuo a dire che in quell'assemblea tanto vituperata, la parte privata, che ha una visione evidentemente più ampia, perché è collegata ai finanziamenti, perché è collegata allo sviluppo, perché attenta a ciò che accade nel territorio e perché non va al voto ogni 5 anni, ma ha bisogno di chiudere il bilancio ogni anno, aveva proposto una mediazione dicendo in origine c'erano 4 componenti della parte privata, 4 componenti della parte pubblica, e sono diventati 5 dopo, per dare lo spazio a tutti. Neanche questo è bastato. Non possiamo farne 55 oppure 95 pubblici, 5 privati. Cioè, come la gestiamo? No, era 5 anche prima. Il tema, casomai, l'altro tema di discussione era sull'equamente divisi fra parte pubblica e parte privata. Siamo riusciti a dare una interpretazione, poi magari quando ho un attimo di tempo vado a vedere sul Zingarelli o dove vuole, equamente cosa rappresenta. Allora noi equamente siamo riusciti a dover portare in assemblea una votazione su 5 comuni, 5 privati e la provincia. Perché la provincia? Che quindi diventa 6 a 5. E comunque sullo sfondo, alla fine, al di là di questo, che capisco possa essere un grattacapo per chi fa politica attiva, che poi ci sono tutta una serie di robe, ma il problema vero sullo sfondo è che i soldi della tassa di soggiorno c'è qualcuno che non li vuole scucire. Questa è la realtà oggettiva dei fatti. Questa è la realtà oggettiva dei fatti. Qualche comune che in Camera i conti dovrebbe investire, invece non le... Siccome anche l'aggiustamento... No, non lo so, io faccio ragionamenti generali. Devo chiudere. Chiarezza velocissima su questo tema, perché è bene farlo. Attenzione, i soldi delle tasse di soggiorno in qualsiasi comune, Treviso in primis, ma qualsiasi comune che abbia la tassa di soggiorno operativa, vanno in un capitolo di spesa specifico e vanno spesi per le competenze specifiche sul turismo. Scusate, per chiarezza facciamo confusione. Nel caso in cui ciò non fosse, si finisce in galera, e siccome nessuno di noi, almeno il Comune di Treviso, ci vuole finire, questo prima della sentenza del Consiglio di Stato Comune di Malcesine.
che è diventata la foglia di fico dietro la quale si trincerano molti amministratori pubblici. Quella sentenza del Consiglio di Stato dice: qualsiasi attività tu faccia nel tuo territorio che abbia la parvenza di sistemare il medesimo è reputata destinazione turistica, certo. E quindi se io sono un amministratore locale e ho gli occhi per piangere, dico beh, intanto me li tengo e li destino qua, e poi discuteremo tanto. D'altronde rifaccio la strada e in qualche maniera noi quando questa è la partita vera, riporti i capitoli di spesa. Senta assessore, un flash, quindi diciamo aspettiamo la risposta di Marcon, domani cosa ci diranno i telegiornali. Deve essere lui a convocare questa assemblea, però il nodo che dicevamo durante la pubblicità ed è fondamentale, si possono spostare. Sì, si può spostare. Quindi sarà questo l'obiettivo, cioè nostro loro vorrebbero presto e subito, ma si può spostare dal 15 luglio questa scadenza più avanti. Noi vogliamo presto, subito e bene. E noi invece, la nostra differenza è che mentre un amministratore pubblico viene eletto ogni 5 anni e quindi il suo lasso temporale è questo, chiudiamo i bilanci ogni anno e abbiamo dei lassi temporali molto più stretti, e a questo chiediamo in maniera molto seria ma anche molto stringente si adeguino anche gli amministratori pubblici, che faranno e possono fare, perché tutto ha un senso, le loro battaglie nel modo che credono, ma non possono dimenticare che questa è un'economia che soffre e sulla quale occorre intervenire. Grazie per averci seguito anche questa sera, grazie al Presidente Salvadore e all'assessore Camolei. Ricordatevi che l'informazione di Antena 3 continua, ora il telegiornale del Veneto, domani mattina la rassegna stampa a partire dalle 7. Buona serata.